È stato arrestato dalla polizia di Padova perché più volte avrebbe picchiato la madre. Nei guai, un 26enne di Ponte San Nicolò arrestato dagli agenti della questura euganea il giorno di Pasqua nella sua abitazione. I poliziotti sono intervenuti per sedare la lite tra madre e figlio. Giunti sul posto, hanno trovato la 58enne sulla porta, impaurita e agitata, con evidenti escoriazioni sul collo e gonfiori sul volto. La donna lamentava dolori alla testa e difficoltà respiratorie dovute ai colpi sul costato. Viste le condizioni della vittima, è stato allertato subito il suo 118 che ha portato la 58enne in ospedale dove le sono state riscontrate fratture, contusioni multiple e abrasioni per una prognosi di 40 giorni. La donna ha riferito agli agenti che la lite sarebbe nata perché lei lo accusava di far uso di stupefacenti, mandando il 26enne in escandescenza, colpendola con pugni e schiaffi e minacciandola di morte. La madre ha quindi sporto denuncia nei confronti del figlio, che è stato portato in questura e arrestato con l'accusa di lesioni gravi.